Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandore Veneziano, vari Pro Cycling Manager FOI. Inizia la Vuelta di Spagna, obiettivo, fare la tripla corona. La forma non è meravigliosa, però l'obiettivo è quello di portare al massimo nelle gare importanti. Questo è una cronometro a squadra, è una simulazione rapida, lo sappiamo che nelle cronometro a squadre e nelle cronometro andiamo così. Vediamo un po'. E già partiamo bene con la vittoria della Tinkoff con Alejandro Valverde che sicuramente vorrà fare una bella vuelta. Lo spagnolo che gioca in casa, il grande Alejandro che non è più giovanissimo ormai, 39 anni, quindi va abbastanza finito, però in realtà è ancora, insomma, è ancora protagonista, quindi maglia rossa. Buono, allora andiamo avanti, andiamo alle prossime tappe. Ah, si parte dalla seconda, ce la spariamo già. Eccoci qua ragazzi, mancano 10 fottutissimi chilometri. Adesso abbiamo l'ultimo tratto in pianura e poi una mini salita. Vediamo un po'. Noi abbiamo la nostra maglia da campioni italiani e me la godo, veramente una soddisfazione immensa ragazzi. E adesso vediamo cosa riusciamo a combinare. Chi sono, diciamo, i favoriti. Vediamo con chi sarà la sfida stavolta. Dai piccolo Cube. Adesso comincia la salita tra poco. Inizia il salitone obeso. 4 chilometri. Una salita corta ragazzi. Vai. Cominciamo a tirare un po'. Attenzione Heavy Show, prova a partire. Veneziano non sembra avere una gamba perfetta, attenzione. Attenzione Kuma, 2-9. Niente, pensavo di partire in quarta e invece crollo del Kuma. Molto strano però, Dopo non vado su. Il Kuma non va su. Power, attenzione ai primi. Purtroppo, va il veneziano malissimo, raga. Devo tirare prima, per forza riesco a recuperare qualcosa. Il Kuma ci prova. Mamma mia, lontanissimo veneziano, lontani, proprio uno scatto furioso. Niente da fare, neanche nei top 10. Robert Power vince la tappa. Non me l'aspettavo questo inizio così di merda. Ok ragazzi, tappa numero 4. Attenzione, parte qualcuno. Parte anche Valverde. Partono tanti, Io aspetto però. Sinceramente aspetto per il momento. Non hanno preso molto, c'è Merseman anche, il porco di Merseman, Viviani, non vedo finora, sì, gente che possa veramente infastidirmi. Dai comandino, stanno tirando un po' tutti, Van Mark. E adesso inizia l'ultima salita, quella decisiva. Vediamo cosa riusciamo a combinare, vai, il Kuma deve scattare adesso. Non siamo per niente in forma comunque ragazzi. Il Kuma prova a tirare adesso, vai Kuma. Devi dare tutto adesso, invece non dà niente. Niente, non ci siamo proprio, Non ci siamo proprio, raga. Veneziano è impallato, signori. Veneziano è molto molto impallato a questo inizio di vuelta. Per carità, meglio essere in forma alla fine. Però sono soddisfatto a tratti, sinceramente. Cioè, sono soddisfatto perché possiamo trovare tranquillamente la forma, però non soddisfatto perché veramente neanche nei top 10 nessuna tappa, a parte la prima del prologo. Ma ragazzi, l'ultima tappa per oggi e vediamo un po'. E vediamo un pochino, comincia la salita, sesta tappa, la Cordoba Sierra de Cazorla. Iniziano le salite burbere. Salite un po' fastidiose, meno 5 a Veneziano, ragazzi, siamo proprio... Ho paura che forse arriviamo a sta vuelta veramente scarichi. Ho vinto la Parigi-Nizza, ho vinto il Giro d'Italia, ho vinto il campionato italiano, ho vinto tutto, fioi. Forse il Cume ha meno stimoli, che cazzo ne so. Io mi sono preparato come al solito bene.
Però con un meno 5 sarà dura, ragazzi. Siamo là, siamo terzi, quarti nella classifica generale. Però, cioè sesti, scusate. Però a 6 secondi. Manca ancora una vita, andiamo calmi, andiamo cauti. E possiamo portare a casa il risultato. La tripla corona, ha vinto il giro, ha vinto il tour. Manca la Vuelta a Espana. Vediamo dove siamo. Queste tappe qua, la Vuelta mi sembra stata un po' indigesta purtroppo. Salite. Attenzione, qua parte un po' di gente. Galopin, Wellens e Slakter. Talansky. Pino, Valverde, tanti ci provano. Siamo a 8 km ragazzi, 8 km dal traguardo. E il Cume a meno 5 fa una fatica disarmante. Mamma che fatica, mamma che fatica. No, non sto dietro gli avversari, 5 km, siamo in condizioni molto, molto brutte. Dai Cume, svegliati. Niente, il Cume non ha proprio sprint. Non c'è sprint, raga. Il Cume ci prova adesso, attenzione, prova uno scattino adesso. Prova lo scatto adesso, veneziano. Vediamo cosa combina, ma i primi se ne sono andati ormai. I primi purtroppo se ne sono andati, qua perdiamo un po'. Niente, devo partire prima, malissimo però. Era da tanto che non vedevo il Cume così in difficoltà. Siamo proprio fuori forma. Vince Wellness, Galopin. Per il Cume una posizione non molto positiva. Ancora una volta fuori dai primi 10 e veramente distrutto arriva, Mamma mia, il Cume arriva veramente finito. Male, male, male. Andiamo a vedere la classifica. Sta Vuelta ho paura che se continuiamo così so cazzi, È una stagione incredibile anche questa, è normale avere un calo, però neanche così, insomma. Vediamo. Classifica dice maglia gialla per affini del nostro. Noi siamo... Ai ai ai, fuori dei... abbiamo preso tanto, Abbiamo... Migliori giovani affini. Siamo a 2,39 dalla maglia rossa, fioi. 2,39 non è bene, non è per niente bene, raga, sotto del comandone veneziano. Sta Vuelta sarà veramente, veramente, veramente dura. Vediamo i parametri. Insomma, lontana 73 per me crollerà. Raga, ho salutato il comandone veneziano. Ciao!